finestra spalancata alla prima luce del giorno e il coro delle 100.000 voci che già invocano il suo nome. Egli, il campione, s'è destato da poco e intorno al suo letto c'è gran movimento. Il suo medico personale lo sottopone a visita scrupolosa per accertare la sua piena efficienza in vista della nuova prova. I metodici allenamenti hanno portato a sole 45 le pulsazioni al minuto del suo cuore. Più tardi, mentre fuori fervono i preparativi per la partenza, mani esperte curano le preziose gambe. Il massaggio è di estrema importanza perché non solo ridona scioltezza ed elasticità ai muscoli induriti dalle precedenti fatiche ed intorpiditi dal riposo, rendendoli docili all'impulso della volontà, ma li preserva dal pericolo di strappi e crampi dolorosi. Per sostenere il prolungato ed estenuante lavoro cui viene costretto in corsa, il corpo umano ha bisogno di un numero grandissimo di calorie. La nutrizione dell'atleta deve essere quindi adeguata. La carne, il riso, le arance, le banane e specialmente lo zucchero sono gli alimenti che per le loro altissime proprietà energetiche ed anche per essere di pronta e facile assimilazione si fanno preferire nella confezione del sacchetto rifornimento. L'ora della partenza si avvicina e il campione completa la sua tenuta di gara. Meccanici specializzati intanto revisionano la sua bicicletta. Ne esaminano con cura ogni parte, ogni dispositivo, dedicando particolare attenzione ai freni ed al cambio. Il successo in una corsa ciclistica, proprio come in una battaglia, dipende dalla bontà di un piano strategico prestabilito e dalla precisa osservanza di piano. Perciò il campione, nell'imminenza del via, studia ancora una volta il percorso e ripete le sue disposizioni sulla tattica da tenere a 2 dei suoi gregari. È il momento di avviarsi al luogo fissato per il raduno dei corridori. Un rapido controllo alla bicicletta, una carezza a 2 tifosi in erba e in sella. Durante la gara, oltre che sulla necessaria collaborazione dei gregari, egli potrà contare sull'assistenza dei tecnici della sua casa, che con una macchina attrezzata per ogni evenienza lo seguiranno costantemente. Guidati dall'auto della giuria, ora i concorrenti si portano al punto di partenza. Il grande carosello sta per cominciare. Via, la bandierina dello starter si è abbassata. La prima parte della corsa comprende un lungo tratto di strada pianeggiante. I corridori l'affrontano a discreta andatura con i migliori al comando. A metà percorso, dove è sistemato il posto rifornimento, il plotone è ancora pressoché compatto. Sarà un gregario a prendere a volo il sacchetto del campione che pedala in mezzo al gruppo. È allegro e loquace perché tutto procede secondo il suo piano. Siamo vicini alle montagne. Lassù egli darà la battaglia. Ci siamo, la strada sale e si inerpica verso il regno delle aquile e dei camosci. Il campione si è messo decisamente alla testa e pigia forte sui pedali. La sua andatura si fa sempre più irresistibile. Il plotone comincia a sgretolarsi. E non li ha delusi. Prima del culmine si è sbarazzato di ogni avversario ed ora è solo scatenato.
Superata la seconda salita e la susseguente discesa, si lancia verso la meta ormai prossima. La sua azione è uno spettacolo avvincente di forza e di ritmo. Le ruote, sotto la spinta delle gambe, leve poderose della formidabile macchina uomo, sembra sfiorino appena l'asfalto liscio e lucido. Egli non corre, vola. Intanto da sotto lo striscione d'arrivo, il radiocronista racconta agli sportivi in ascolto della superba impresa di un gigante. Dice che tra poco egli arriverà. Eccolo! Sulla via dell'albergo la folla si accalca, grida il suo entusiasmo. Finalmente ha raggiunto la sua stanza. Dopo l'abbraccio del direttore sportivo siede sul letto e subito il medico di gara controlla le sue condizioni fisiche. Poi la doccia benefica. La corsa ha portato i concorrenti in una cittadina pittoresca, sulle rive di un lago incantevole. Uscito verso il tramonto per una passeggiata sul lago prima di cena, si imbatte nell'ennesimo corrispondente della radio. Poi di nuovo i fotografi, gli operatori cinematografici e l'immancabile cacciatore di autografi, che in questo caso è una cacciatrice. Forse aveva sperato di starsene qualche minuto in santa pace, ma capisce che non è possibile. Decide quindi di andarsene subito a cena. Il suo appetito è formidabile. Sbalordisce persino i ragazzini che, il naso schiacciato contro i vetri della veranda, lo stanno osservando. Riflesso nelle acque del lago, l'ultima luce del giorno tinge di rosa le case della riva. Il giorno non è ancora finito, già il campione si è ritirato nella sua stanza. Una rapida occhiata alla posta, poi si colga. E presto verrà il sonno profondo dell'atleta